Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti gli studenti che sono collegati per questo seminario legato appunto al ciclo Pensare il secondo Novecento. Oggi abbiamo l'ultimo incontro con il professor De Cristofaro, che poi vi verrà presentato adeguatamente e comincerà la sua relazione. Ecco, io volevo dirvi che sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, quindi istruzione.gov.it, istruzioneveneto.gov.it, alla voce aree tematiche storia contemporanea, troverete il link per le domande e il link per la firma d'entrata e la firma d'uscita. Quindi chiaramente vi chiediamo di collegarvi adesso al sito dell'istruzioneveneto.gov.it per poter accedere sia al modulo domande che poi potrete porre al relatore, sia anche per poter firmare l'entrata e l'uscita di questo seminario. È l'ultimo incontro e volevo anche comunicare a tutti che i video di tutti gli incontri che abbiamo realizzato finora sono già disponibili sul sito. Li troverete sempre appunto collegandovi sullo stesso link al quale ho fatto riferimento prima, e troverete anche i video dello scorso anno, quindi un materiale prezioso che chiaramente è a disposizione delle studentesse e degli studenti per la preparazione dell'esame di Stato. Oggi è il nostro ultimo incontro, ma oggi è anche stata pubblicata l'ordinanza sugli esami di Stato del 2022-2023, quindi insomma diciamo che ormai stiamo entrando proprio a pieno regime. Lascio la parola alla professoressa Giulia Albanese, che è docente di storia contemporanea all'Università di Padova, ma anche presidente dell'IVESR di Venezia, con il quale appunto l'Ufficio Scolastico Regionale ha collaborato per la realizzazione di questo ciclo di seminari. Per un saluto. A lei, professoressa Albanese. Grazie mille, professor Gaudio, e grazie al professor Ernesto De Cristofaro di essere qui oggi a parlarci di ordine pubblico e sicurezza collettiva nella legislazione penale repubblicana. Diciamo, sono stati 5 incontri che mi pare abbiano riscosso interesse e attenzione da parte degli studenti, delle studentesse e dei docenti presenti. Abbiamo scelto questa linea, diciamo, di riflessione attorno al secondo Novecento, che passa attraverso una serie di parole chiave, 5 per la precisione, che sono criminalità, ambiente, welfare, cittadinanza e lavoro. Sono parole chiave che ovviamente non ci permettono di restituire appieno la complessità di un ottantennio, direi, settantennio, che è molto più complesso di quanto si possa, diciamo, in qualche modo rappresentare attraverso queste chiavi di lettura, ma mi è sembrato chiavi di lettura che permettono di leggere in maniera originale dei decenni che purtroppo nelle ore scolastiche si riescono ad affrontare poco, e che ci sembra invece fondamentale poter leggere e capire, non solo per pensare e capire la nostra storia, ma anche per pensare e capire il presente. E quindi ringrazio da parte di tutti gli istituti per la storia, la resistenza e la società contemporanea del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, per l'opportunità che ci dà di fare questo corso sul secondo Novecento. Siamo tutti sempre un po' conflittualizzati tra la tristezza di non farli in presenza e la consapevolezza che questo strumento ci offre la possibilità di raggiungere contemporaneamente studenti e insegnanti delle scuole di tutto il Veneto. Quindi ringraziamo per questa opportunità e ringraziamo moltissimo i nostri relatori che gratuitamente e spendendo volontariamente il loro tempo si sono resi disponibili per, diciamo, un momento di formazione che penso sia veramente importante. Quindi grazie a tutti. Lascio la parola ad Antonio Spinelli, che è uno dei docenti distaccati della rete degli istituti per la storia e la resistenza e che presenterà il professor De Cristofaro. Grazie. Sì, un ringraziamento davvero da parte nostra, da parte dei docenti distaccati all'Ufficio Scolastico Regionale e ovviamente alla professoressa Albanese per questo corso che oggi termina, ma che apre sicuramente delle porte sul futuro
e su eventuali sviluppi non solo didattici, ma anche insomma di riflessioni e di ulteriori approfondimenti. Il professor De Cristofaro, che noi ringraziamo davvero vivamente, ha una storia alle spalle davvero interessante. Non lo dico per piaggeria, ma perché adesso capirete, ha un percorso di studi e di lavoro che incrocia molto, tra l'altro, le tematiche che noi istituti storici affrontiamo. Insegna storia del diritto medievale moderno all'Università di Catania e ha alle sue spalle una laurea in giurisprudenza e una a Catania e una in filosofia a Venezia. Dopodiché ha vissuto e ha lavorato come borsista a Francoforte sul Meno, presso il Max Planck Institute for Europäische Rechtsgeschichte. Professore, adesso mi dirà delle cose terribili sulla mia pronuncia, ma che potrei tradurre con... che potrei tradurre con storia del diritto europeo, e anche all'Università della California, Berkeley, negli scorsi anni. È molto interessante non soltanto appunto il suo percorso di studi, ma mi sembrano molto interessanti i suoi interessi che si riflettono nelle pubblicazioni. Ha scritto libri come Sovranità in frammenti, la semantica del potere in Michel Foucault e Niklas Luhmann, per Ombre Corte nel 2007, Codice della persecuzione, i giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista, Giappichelli 2008, Il senso storico della verità, un percorso attraverso Foucault. Quindi, come vediamo, c'è l'incrocio tra elementi storico-filosofici e quelli legati al diritto. E mi permetta anche di citare le sue curatele. Mi sembrano molto interessanti quelle su precursori dello sterminio, indica che all'origine dell'eutanasia dei malati di mente in Germania, sempre per Ombre Corte nel 2012, e altri che sono più vicini probabilmente a quello che oggi ci dirà, il domicilio coatto, ordine pubblico e politica di sicurezza in Italia dall'Unità alla Repubblica, le verità nascoste da Aldo Moro a Piersanti Mattarella e Pio La Torre, questo del 2017, e l'ultimo, Lezioni sulla sicurezza per Mimesis 2021. Questo in sintesi per mettere insieme un lunghissimo curriculum che vi invitiamo a vedere, insomma, sul sito dell'Università di Catania. Prego, professore, la ringraziamo ancora, cominci pure. Io devo anzitutto ringraziarvi per la generosità del vostro invito, per le parole di apprezzamento, per le calorose parole di apprezzamento che avete utilizzato alla mia persona, che vanno, penso, anche abbastanza al di là dei miei meriti. Sono veramente felice, lo si dice sempre in queste circostanze, ma per me, la professoressa Albanese lo sa perché ne abbiamo parlato in altre occasioni, è motivo di grande piacere fare cose che mi riportano, in questo caso virtualmente, ma insomma mi riportano in qualche modo ai miei trascorsi veneziani, perché è una fase della mia vita che ricordo con grandissimo piacere e che, insomma, quando posso riattivarla in queste modalità è sempre fonte di grande piacere e gratificazione per me. Quindi grazie veramente di cuore. A parte tutto mi fa piacere contribuire a un'iniziativa che ha una cornice non soltanto accademica ma anche scolastica, perché credo che il mondo della scuola sia un mondo di grande importanza e per quello che posso, tutte le volte che mi capita anche qui a Catania, mi fa molto piacere collaborare e fare cose insieme a colleghi della scuola, dei licei, insomma. Quindi veramente grazie. Il tema che tratteremo oggi, ordine pubblico, legislazione penale, è abbastanza impegnativo, credo, rispetto ai tempi che abbiamo, ma io proverò schematicamente a riportare questo tema ad alcuni assi fondamentali di riflessione. Anzitutto c'è una questione, e la questione consiste in questo, e si può formulare attraverso questo tipo di domanda. Si può leggere la storia dell'Italia repubblicana
ha senso leggere, è ragionevole leggere la storia d'Italia repubblicana attraverso il prisma dell'ordine pubblico, della legislazione penale, del rilievo che la criminalità e che alcune forme in particolare di criminalità hanno avuto nella storia dell'Italia repubblicana. Questo interferisce con un dibattito storiografico, in parte interferisce con un dibattito storiografico che è stato promosso, che è stato animato da alcuni tra i più illustri e stimati storici italiani. Penso alla questione che pone alla fine del suo libro sulla storia dell'Italia repubblicana il professor Silvio Lanaro, quando intitola l'ultimo dei paragrafi di questo libro "Diventare normali", e pone lì appunto una questione che ha subito una refluenza sul piano della lettura, dell'interpretazione di ciò che significa essere un paese normale. Cosa significa diventare normali? Qual è la condizione di questa normalità? E ha a che fare eventualmente con la possibilità di oltrepassare dei limiti che pesano, che gravano sulla vita civile, sulla vita politica, perché sono limiti derivanti dalla incapacità dello Stato di risolvere alcune questioni che sono appunto attinenti all'ordine pubblico, minacciano proprio la vita civile dal punto di vista della sicurezza delle persone, della sicurezza dei beni fondamentali della convivenza. Lanaro dà a questa domanda una risposta che è, diciamo, è abbastanza aperta, nel senso che credo che il modo in cui lui risponde, se interpreto correttamente la sua risposta, naturalmente mi pare che lui risponda in maniera abbastanza aperta, lasciando una traccia per chi vuole sviluppare. Ci sono state altre persone che hanno preso il testimone, hanno sviluppato questo tema, dicendo in fondo sì, ci sono dei fenomeni delinquenziali che riguardano le moderne società capitalistiche indistintamente. Se facciamo una panoramica di quello che succede in altri paesi europei o anche in altri paesi del mondo, troveremo che ci sono fenomeni degenerativi della convivenza che hanno a che fare con le malversazioni nella spesa pubblica, o che hanno a che fare con il gangsterismo, la criminalità, o che hanno a che fare con il terrorismo di matrice più strettamente politica, ideologica, che non riguardano soltanto l'Italia. In fondo la sua risposta a questo quesito, siamo un paese normale, diventeremo un paese normale, riposa piuttosto sulla convinzione che l'Italia diventerà forse un paese normale quando la politica riuscirà a rispondere. Qui si tratta di capire se poi appunto in questa risposta della politica rientrano queste questioni, in che misura, in quale proporzione rispetto ad altre, alle domande di funzionamento della vita sociale che spesso sono lasciate in evase. La politica italiana, dice Lanaro in questo paragrafo del suo libro, diventare normali, è una politica che non sa scegliere, spesso non riesce a dare soluzioni utili alla vita collettiva sotto tanti profili, che si incarta in discussioni spesso pretestuose, spesso prolisse, su formule che riguardano la riscrittura della Costituzione, il monocameralismo, il bicameralismo, la necessità di introdurre, se ne è parlato anche recentemente, quindi sono temi che ritornano ciclicamente nel dibattito politico, un sistema presidenziale piuttosto che parlamentare, semipresidenziale, del tutto presidenziale e così via. Basterebbe forse, questo è l'orizzonte della sua riflessione, basterebbe forse, senza necessariamente arrivare a questo, far funzionare diciamo, quello che è l'ABC, ciò che le prestazioni della politica dovrebbe fornire alla cittadinanza, quindi far funzionare le cose che realmente devono funzionare, i servizi, le università, la sanità. Sembra, da un certo punto di vista, sembra quasi a distanza di anni di risentire alcune parole che sono state pronunciate nel suo intervento al Senato in apertura dei lavori dell'ultima legislatura, la legislatura corrente, della senatrice Segre, quando ha detto davanti ai suoi colleghi parlamentari: la politica italiana si è interrogata molte volte nel corso degli anni, dei decenni, sul modo in cui si sarebbe potuta modificare, riformare la Costituzione. Forse se si fosse interrogato un po' di più sulla possibilità di applicarla, la Costituzione, molti problemi che l'Italia ha affrontato e ha stentato a risolvere, tuttora stenta a risolvere, si sarebbero risolti più facilmente.
magari sarebbe più sensato chiedersi come si può, piuttosto che riformare la Costituzione, applicare la Costituzione. Questa questione dell'anomalia italiana e della possibilità di diventare o meno, e in che tempi, in che termini, con che modalità, con che rischi, con che fatiche, un paese normale, è un tema che è stato ripreso per restare diciamo, ai pesi massimi della storiografia italiana, sul terreno dei pesi massimi della storiografia italiana, e per restare in Veneto dal professor Mario Sneng, il quale ha detto nella sua storia d'Italia, dal risorgimento alla società dello spettacolo, questo refrain, questa insistenza, a volte un po' pigra sull'utilizzo di questi strumenti interpretativi, normalità, anomalia, queste categorie che non dicono poi tantissimo, rischia di farci buttare il senso di farci perdere il senso delle specificità italiane. Cioè, se noi insistiamo sul fatto che l'Italia è un paese anomalo perché ha delle peculiarità che dipendono dall'aver avuto, per esempio, il grande partito comunista nell'Europa occidentale, oppure dipendono dal fatto dell'essere il paese che ospita il Vaticano, quindi ha necessariamente un rapporto con la sfera religiosa del potere ecclesiale diverso da quello che esiste in qualunque altro luogo della terra. Ecco, se noi insistiamo su questa necessità di diventare normali, insistiamo su questo mito della normalità, rischiamo di perdere forse il senso delle peculiarità italiane, cioè di ciò che l'Italia è, perché la sua storia la rende quello che è, e quindi non possiamo, nel tagliare, nel fare questo ipotetico gesto che ci consentirebbe eventualmente di cancellare queste anomalie, non pensare che stiamo in realtà cancellando ciò che di più identificativo c'è in questa storia. È anche vero, d'altra parte, che nella parte finale, la trattazione di questa grande panoramica che Sneghi fa della storia italiana, anche lui si sofferma sul peso che alcune dinamiche che hanno a che fare con l'uso di strumenti illegali nella lotta politica, con l'uso della violenza nella lotta politica, con la violenza appunto come risorsa di confronto, come risorsa di decisione di conflitti, di soluzione di conflitti. Ecco, lui richiama questo elemento dicendo, in fondo, se noi pensiamo a quello che è successo in Italia, in particolare nella parte meridionale dell'Italia con la lotta alla mafia, con il costo di sangue che questo ha comportato per la storia italiana, dobbiamo considerare che questo forse è un effetto, un precipitato di una questione meridionale che non si è mai risolta, non è mai stata del tutto definita. Allora io credo che inevitabilmente chi fa i conti con la storia italiana non può non fare i conti con l'illegalità, non può non fare i conti con la violenza, non può non fare i conti con il debito di verità che l'Italia ha verso se stessa rispetto a molte pagine che a distanza di anni non sono state ancora del tutto chiarite, ma lo saranno. Sapere e ricordare che questo inevitabilmente pesa sulla vita politica del nostro paese e sulla qualità della vita civile del paese. Ora io credo che si possa schematicamente, perché il tema è veramente molto ampio, fare una riflessione che ci consenta di guardare questo problema dal lato delle minacce alla legalità, e quindi dal lato delle infrazioni, dal lato della sfida che l'uso di condotte, l'adozione di condotte illegali ha rappresentato per la qualità della vita civile del paese, quindi censendo le forme principali, le forme più perniciose, più manifestamente pesanti e pericolose di illegalità, dall'altra parte cercando di guardare anche il modo in cui queste forme sono state arginate, cioè non semplicemente la manifestazione di un problema, la manifestazione di una patologia, ma per restare nella metafora medica, la terapia o le terapie che sono state adottate storicamente. Io credo che se volessimo provare a
ridurre in termini schematici questo campo di problemi, potremmo individuare 3 aree, che sono aree che hanno dei punti di contatto tra l'altro l'una con l'altra. Io le isolo diciamo, per comodità espositiva, però forse anche nel corso dell'esposizione si percepirà che effettivamente vi sono degli intrecci tra l'una e l'altra, perché si tratti di campi di attività e di attori anche differenti, collocati in posizioni differenti rispetto allo scacchiere politico, amministrativo, eccetera, però anche con zone di contatto, con zone di intersezione tra l'una e l'altra. Queste 3 grandi aree che io credo che si possa misurare sono l'area dei delitti contro la pubblica amministrazione, quindi in altro senso l'area della corruzione, l'area di tutte quelle condotte illegali che hanno a che fare con la spesa pubblica, quindi con l'utilizzo distorto di risorse pubbliche che dovrebbero in linea di principio andare a servire finalità amministrative legate appunto alla prestazione di servizi, all'allestimento di servizi essenziali, e che poi invece hanno spesso finito per ingrossare i patrimoni di partiti politici o di singole persone o di singoli esponenti di partiti. La corruzione politica, la distorsione della spesa pubblica e gli effetti appunto di arricchimento da questo. Questo è un primo campo che si può individuare. Un secondo campo che si può individuare è quello del terrorismo. Naturalmente nel dire terrorismo stiamo aprendo una porta su un fenomeno estremamente vasto, complesso, che occupa la scena italiana per almeno una quindicina d'anni in maniera molto intensa. Dalla fine degli anni 60 alla prima metà degli anni 80, grosso modo, con alcuni strascichi anche successivi. E poi certamente il campo delle organizzazioni mafiose è, direi, più di tutto il campo di Cosa Nostra, quindi la mafia siciliana. Sono dei campi che soltanto, vi ripeto, per comodità e praticità espositiva io sto tenendo separati, ma che poi hanno alla fine più punti di contatto l'uno con l'altro di quanto si penserebbe. Forse alcuni di questi punti di contatto anche nel corso dell'esposizione emergeranno. Naturalmente nessuno di questi fenomeni è tipico semplicemente dell'Italia repubblicana, potremmo dire anche questo, lo diciamo a titolo puramente così, di semplice integrazione informativa, perché è evidente che la corruzione non nasce con l'Italia repubblicana, la distorsione della spesa pubblica non nasce con la Repubblica. Vi sono casi importantissimi che riguardano la storia dell'Italia liberale, così come la storia del fascismo, per quanto il fascismo diciamo, fornito o tenesse a fornire un'immagine di sé come anche agente di moralizzazione della politica rispetto alle ruberie del passato. Insomma, certamente la corruzione in politica, nelle altre sfere della politica, non nasce con l'Italia repubblicana, così come non nasce l'Italia repubblicana la mafia, non nascono le organizzazioni mafiose, Cosa Nostra, la Camorra, l''ndrangheta. Forse di questi 3 campi, di queste 3 aree che ho inizialmente isolato, quella che più tipicamente ha a che fare con dinamiche storiche e sociali proprie dell'Italia repubblicana e quindi relativa a alcuni fenomeni che si strutturano, economici, sociali, culturali, che si strutturano nell'Italia repubblicana, è piuttosto forse quella del terrorismo di destra e di sinistra. Ma in effetti sicuramente non potremmo fare un discorso sulla corruzione storicamente completo se non ricordassimo che è sempre esistito un rapporto scivoloso tra chi ha tenuto leva del potere, tra chi ha occupato certe posizioni, e la possibilità che che il ricoprire determinate cariche, lo svolgere determinate funzioni offre a chi si trova in certe posizioni di maneggiare denaro pubblico, di appropriarsi di denaro pubblico e di lottare, di acquisire denaro pubblico sottraendolo ai suoi usi istituzionali. Questo tema, volendolo limitare semplicemente all'esperienza dell'Italia repubblicana, questo tema si impone alla pubblica attenzione già nei primissimi anni del dopoguerra. C'è una vicenda che riguarda un ministro che si chiama Vanoni, che si svolge negli anni 46-47, ma c'è soprattutto a fare da spartiacque rispetto a questo episodio e rispetto a quello che succede, diciamo, una funzione di anticipazione profetica
rispetto a quello che succederà successivamente, un articolo pubblicato da Piero Calamandrei sul Ponte nel 1940 sulla rivista Il Ponte, nel 1947, dove Calamandrei parla della patologia della funzione parlamentare, e parla della patologia della funzione parlamentare proprio con riferimento al fatto che si stavano già profilando alcuni episodi di malversazione, di uso privatistico, clientelare di risorse pubbliche, e si stavano rispetto a questi episodi iniziando a strutturare alcune di quelle che saranno poi le costanti nella trattazione di queste vicende, cioè il fatto che in realtà la politica, il ceto politico, il ceto parlamentare ha sempre assunto rispetto a queste vicende e rispetto al fatto che siano entrate nell'orbita dell'attenzione della magistratura un'ottica molto corporativa, molto difensiva, molto autoreferenziale, per cui ha fatto tendenzialmente si è chiuso a riccio rispetto alla possibilità della magistratura di sottoporre a provvedimenti, a indagini, a provvedimenti restrittivi esponenti del mondo politico che avessero per caso manipolato e acquisito risorse pubbliche, ma questo è uno dei tratti che più plasticamente si manifestano sin da questa fase, cioè alla fine degli anni 40 si riflette, Calamandrei lo fa in questo articolo dicendo in fondo, vedete, perché la Costituzione, in particolare l'articolo 68 della Costituzione, pone un argine alla possibilità della magistratura di sindacare i comportamenti dei parlamentari, proprio per evitare quello che è successo nel ventennio fascista, cioè per evitare che la politica e la libertà di azione dei politici possa essere limitata da manovre, tra virgolette, intimidatorie della magistratura, laddove queste manovre possono essere appunto in qualche modo sollecitate, pilotate, ispirate da finalità puramente politiche, quindi di lotta politica condotta con altri strumenti, che sono appunto quelli dell'indagine penale e così via. Il punto è, dice Calamandrei, che è un meccanismo che è posto a garanzia delle libertà di azione politici, quindi che è una guarentigia nel senso stretto dell'espressione, cioè li mette in condizione di espletare il loro mandato serenamente, senza sentire gravare su di sé il peso della possibilità di essere esposti a intromissioni, ingerenze, a pressioni di alcun tipo, finisce poi, se utilizzato in una certa maniera, per diventare un'altra cosa, cioè per diventare un meccanismo di semplice franchigia, cioè qualcosa che puramente mette al riparo coloro che se ne possono avvantaggiare dalla possibilità di essere trattati essere ugualmente allo stesso modo rispetto a qualunque altro cittadino responsabili dei propri comportamenti di fronte alla legge. E quindi avere un meccanismo, una corsia preferenziale che consente a chi fa politica di dire tanto i miei pari poi mi terranno diciamo, al riparo da qualunque forma di contestazione, da qualunque indagine, da qualunque ingerenza. Ed è quello che si verifica, perché se noi guardiamo, facendo una rapida carrellata, perché sarebbero molte le vicende da considerare una per una, ma insomma volendosi limitare a quelle più eclatanti, ai fatti più eclatanti della storia repubblicana. Nei primi anni 60, negli anni 63, dal 63 al 65, c'è uno scandalo che riguarda due alti papaveri del mondo politico, che sono il ministro delle finanze Giuseppe Trabucchi e il presidente dei Monopoli di Stato Franco Avveduti, per forniture, per tangenti legate a forniture che riguardano in un caso il mercato delle banane e in un altro caso il mercato del tabacco, la produzione di tabacco, la produzione e distribuzione di tabacco. E si rileva, le indagini rilevano che queste due persone in tempi differenti e in relazione a queste due vicende, a questi due assetti, diciamo, di forniture differenti, di merci differenti, ricevono da parte delle associazioni di produttori dazioni di denaro, ma di fatto questa vicenda non ha un seguito giudiziario perché c'è un voto parlamentare, c'è una richiesta di messa in stato d'accusa, c'è un voto parlamentare e questo voto parlamentare si conclude con, siccome bisognava che ci fosse una maggioranza qualificata di 2/3 dei rappresentanti, dei deputati e senatori eletti in Parlamento per mandare queste persone di fronte alla Corte Costituzionale, perché
la Costituzione prevedeva che i ministri, per esempio i ministri giudicati alla Corte Costituzionale, questa maggioranza qualificata non si raggiunge, quindi queste persone finiscono per essere sostanzialmente salvate dai loro stessi colleghi e l'indagine di fatto si conclude con un nulla di fatto. Caso simile, questione simile si verifica a distanza di pochi anni e riguarda in questo caso forniture militari, in questo caso forniture di aerei Hercules C-130 da parte della ditta americana, della grossa azienda di armamenti americana Lockheed. Sono gli anni 68-69, ma la vicenda ha uno sviluppo per cui i nodi arrivano al pettine giudiziariamente nei primi anni 70, verso il 76 soprattutto, e questa vicenda pure riguarda altissimi esponenti del ceto politico, perché vengono coinvolti un maggiormente importante della DC che è Mariano Rumor, un presidente della Repubblica in carica che è Giovanni Leone, un ministro che è il ministro Gui, un altro personaggio importante della maggioranza parlamentare che è il ministro Tanassi del Partito Socialdemocratico, e insomma tutte queste persone vengono di fatto, entrano nell'orbita di questa indagine, però su due di loro il Parlamento non concede l'autorizzazione, per cui non finiscono giudicati alla Corte Costituzionale e vengono estromessi e snerati da tutto, e sono Rumor e Leone. I due che invece finiscono di fronte alla Corte Costituzionale, ovvero Gui e Tanassi, hanno un destino molto strano, molto paradossale, perché Tanassi viene di fatto condannato, si attesta che c'erano stati appunto dei fatti corruttivi, che la Lockheed aveva passato delle tangenti perché gli appalti di fornitura venissero assicurati a questa azienda piuttosto che ad altre, mentre quello che non subisce nessuna conseguenza è il ministro Gui. La cosa curiosa risiede nel fatto che la Democrazia Cristiana esprimeva in quegli anni, e ancora per molto tempo ha continuato a esprimere, le figure di vertice della politica italiana. Questo fa sì che sia quantomeno singolare che in una vicenda nella quale vengono coinvolti personaggi di spicco dei maggiori partiti, la responsabilità venga accertata per colui che è comunque un esponente di spicco di un partito, per quanto importante, certamente minoritario rispetto all'area di governo, mentre non avvenga altrettanto per l'esponente del partito di maggioranza relativa. Questo significa, ancora una volta, o ce ne fosse bisogno, che le logiche politiche prevalgono sulle logiche di accertamento della verità, e che quindi alcune sfere, alcune persone non possono essere toccate, non possono essere raggiunte e sono preservate da qualunque conseguenza sulla base di meccanismi di tutela e di copertura che sono meccanismi squisitamente politici, cioè hanno a che fare puramente con equilibri di natura politica e non con la necessità di portare chiarezza e di soprattutto fare giustizia laddove vi siano stati dei reati, si siano consumati dei reati. Ultimo caso importante di rilievo nazionale che vorrei citare, perché comunque si mette in questa successione abbastanza coerente con i precedenti, lo scandalo Eni Petronim nel 1979, che riguarda anche qui un importantissimo esponente della Democrazia Cristiana, che è Giulio Andreotti, tante volte Presidente del Consiglio, tantissime volte Ministro. Qui la questione era il probabile versamento di tangenti da parte dell'Arabia Saudita per avere concessioni petrolifere e quindi un rapporto con l'ENI, con l'Ente Nazionale di Idrocarburi. E in questo caso le tangenti sarebbero servite fondamentalmente a finanziare un circuito di giornali vicini alla Democrazia Cristiana che avevano in quel momento dovevano sostenere una certa campagna politica favorevole a alcune aperture che la Democrazia Cristiana stava facendo. Siamo nella fase del compromesso storico verso il più grande partito della sinistra, verso il PC, quindi c'era una fase di equilibri abbastanza delicati in cui questo passaggio di denaro, questo passaggio di tangenti per lo sfruttamento di queste concessioni, in cui è coinvolto l'ENI, è coinvolta l'Arabia Saudita, è coinvolto uno dei massimi personaggi della politica italiana del tempo, e Giulio Andreotti viene ancora una volta messo a tacere con l'opposizione del segreto di Stato, perché quando questa questione arriva sui tavoli della magistratura, nel frattempo il governo è cambiato, c'è stato uno scandalo della P2, si sono trovate le liste di Gelli
Nel 1981 a Castiglione Fibocchi cade il governo Forlani, va al governo primo presidente del Consiglio non democristiano della storia d'Italia, Giovanni Spadolini. Spadolini oppone il segreto di Stato su questa storia e la storia si il primo caso in cui nella storia italiana realmente personaggi politici di spicco, per arrivare al primo caso in cui nella storia italiana personaggi politici di spicco paghino, tra virgolette, un po' le conseguenze del loro agire un po' disinvolto rispetto alla legge, per vedere una cosa di questo genere noi dobbiamo aspettare la cosiddetta inchiesta Teardo, che riguarda la magistratura savonese relativamente ad alcune operazioni economiche, ad alcuni appalti della provincia, del comune di Savona, e in cui è implicato il vicepresidente socialista della giunta regionale della Liguria, che si chiama Alberto Teardo, che ha con altri maggiorenti politici locali messo in piedi una struttura che sostanzialmente impone una tangente su quasi tutte le principali concessioni di appalti che passano appunto per gli uffici dei comuni, del comune di Savona, della provincia o della regione Liguria, e per la prima volta dopo la sua approvazione, che era stata appena l'anno prima, viene contestata a coloro che fanno parte di questo gruppo di persone affiliate appunto dallo scopo di gestire il denaro pubblico in queste modalità, viene contestata non semplicemente l'associazione a delinquere semplice, articolo 416 del codice penale, ma anche l'associazione a delinquere di stampo mafioso, articolo 416 bis, introdotto nell'ordinamento pochi mesi prima, settembre 1982, perché si ritiene che alcune attività di pressione esercitate da queste persone per convincere, tra virgolette, per indurre intimidatoriamente gli imprenditori più recalcitranti a stare a questo gioco, quindi indurli a accettare che non si sarebbe potuto lavorare se non versando un obolo cospicuo a tutti questi personaggi della politica, si arriva per fare questo, per ottenere questo risultato, anche a mettere delle bombe in alcuni cantieri di alcune aziende, quindi l'uso anche della violenza, dell'intimidazione attraverso la violenza, attraverso tentativi dinamitarvi, per cui la procura contesterà non semplicemente la corruzione, non semplicemente l'associazione semplice, ma anche, questa però sarà l'unica accusa che non verrà riconosciuta, che cadrà poi rispetto al giudizio che verrà emesso dal Tribunale di Savona, ma si arriverà alla contestazione di associazione a delinquere di stampo mafioso. Perché dicevo che si tratta della prima inchiesta in cui personaggi politici di rilievo non semplicemente locale e comunque importanti, diciamo, nello scacchiere politico dell'epoca, subiscono alcune conseguenze, perché il vicepresidente della regione di Liguria, questo socialista che si chiama Alberto Teardo, viene condannato a 12 anni e 9 mesi di prigione. Non si può trascurare il fatto che in questa storia giudiziaria abbiamo a che fare con persone che non siedono in Parlamento. E quindi, non sedendo in Parlamento, nessuna di queste persone è coperta dall'immunità garantita dall'articolo 68 della Costituzione, quindi la magistratura ha più mano libera rispetto a quanto non ne avesse avuta nei confronti dei loro colleghi in tutte le inchieste, o in molte delle inchieste, alcune delle quali abbiamo nominato in precedenza, cioè in Petronim, Lockheed, di monopoli dei tabacchi, dell'Assoparana, eccetera, perché in tutti quei casi c'era appunto questo schermo, questo filtro che era rappresentato dal fatto che le Camere avrebbero dovuto, secondo i termini dell'articolo 68, autorizzare la magistratura a procedere, e quindi se questo filtro veniva abbassato, se questa griglia veniva abbassata, la magistratura poteva chiudere i fascicoli e riporli nei cassetti. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che quando nei primi anni 90 si interviene, e questo è curioso perché nel 1990 si fa una riforma dei diritti contro la pubblica amministrazione che tende a restringere questo l'ambito di operatività di alcune figure. Addirittura vengono cancellate alcune figure, viene cancellato per esempio la fattispecie di interesse privato in atti d'ufficio, viene molto ristretta la fattispecie di omissione d'atti d'ufficio, viene modificato il reato dell'abuso d'ufficio, vengono modificate le regole della custodia cautelare, prima si chiamava carcerazione preventiva, poi si chiamerà custodia cautelare, insomma vengono adottati dei provvedimenti legislativi il cui fine, il cui scopo sostanzialmente dovrebbe essere quello di limitare laddove possibile la capacità di manovra della magistratura rispetto a delitti che hanno una
fisonomia particolare, cioè proprio perché riguardano e interferiscono con la spesa pubblica, con l'utilizzo di pubbliche risorse, interessano certe categorie di ipotetici possibili autori. Di lì a pochissimo però scoppierà quella che è la bomba, diciamo, che mette un po' a soqquadro l'intero sistema, che è l'inchiesta Mani Pulite della Procura di Milano, 1992, apparentemente nata da un episodio marginale, cioè una tangente di pochi milioni di euro data da un imprenditore di una ditta di pulizie al presidente del Pio Albergo Triulzio di Milano, c'è una casa di riposo che appunto prende pochi milioni per dare questo servizio, per dare in appalto questo servizio di pulizie in questa struttura, e però poi si allarga, diciamo, da questo episodio apparentemente marginale, apparentemente di poco conto, apparentemente secondario, si allarga a macchia d'olio e diventa un'indagine, ha una crescita veramente alluvionale, diventa un'indagine immensa, entrano nell'orbita di questa indagine circa 4.000 persone, ci sono centinaia di richieste di rinvio a giudizio, circa, anzi direi migliaia, cioè circa 2.300 richieste di rinvio a giudizio, ci sono circa 800 richieste di patteggiamento, cioè circa 800 persone decidono di patteggiare la propria posizione, quindi riconoscendo che hanno violato la legge e trovando una forma, diciamo, in lato senso transattiva rispetto alle richieste delle procure. Ma di fatto questa inchiesta è anche interessante perché investe i nomi più importanti della politica e dell'imprenditoria italiana. Nell'orbita di questa inchiesta entrano i segretari dei maggiori partiti di maggioranza dell'epoca, del PSI, della DC, del Partito Repubblicano, il Partito Liberale, insomma, anche persino la Lega, che è, diciamo, un nuovo attore politico nello scenario italiano, viene lambita in particolare per la famosa tangente Enimont, cioè una tangente che sarebbe stata data per condurre in porto un'operazione di separazione tra questi due gruppi che inizialmente si erano fusi, cioè la ENI, Internazionale di Idrocarburi, una impresa a partecipazione statale, e la Montedison, della famiglia Ferruzzi-Gardini, perché questa joint venture, perché questa cosa, perché questo accordo si chiuda in maniera tale che ciascuno torni nel proprio perimetro, viene versata una tangente che viene versata una tangente ai politici che viene stimata nell'ordine dei 150 miliardi, e questa tangente viene frammentata, viene sezionata, andando a raggiungere gli esponenti di primo piano dei vari partiti. E nel frattempo, appunto, non soltanto in questa vicenda, che ha un'entità che è facilmente descritta dalle cifre anche che stiamo richiamando, ma in molte vicende parallele che sono appunto scattite dall'indagine Mani Pulite, vengono coinvolti i più importanti imprenditori italiani, vengono coinvolti altissimi dirigenti della Fiat, vengono coinvolti il presidente dell'ENI, che tra l'altro si suicida in carcere, Gabriele Taglia, viene coinvolto il presidente dell'IRI, Franco Nobili, vengono coinvolte tantissime persone che hanno ruoli di primo piano appunto nel mondo dell'imprenditoria e della politica italiana. Questo è forse il punto culminante di una vicenda che aveva avuto già uno sviluppo abbastanza eloquente negli anni e nei decenni precedenti, perché già gli anni e i decenni precedenti avevano mostrato quale fosse la condotta di alcuni politici rispetto all'uso delle risorse pubbliche e quali fossero i rischi connessi a questa possibilità che i politici avevano di maneggiare grandi risorse, salvo il fatto che per la prima volta, con il cambio di alcune costanti geopolitiche che fino a quel momento avevano bloccato in fondo il sistema politico italiano, no? Il sistema politico italiano era un sistema bloccato nell'opposizione tra un blocco atlantico, filo occidentale, atlantico o euroatlantico, che è capeggiato ovviamente dalla Democrazia Cristiana, e una forza di sinistra che apparentemente, insomma, avrebbe avuto titolo per
nominalmente avrebbe avuto titolo per candidarsi a ruoli di maggiore responsabilità, però di fatto appunto era bloccata da una pregiudiziale legata appunto a queste costanti geopolitiche di livello mondiale, per cui era impossibile che il Partito Comunista Italiano, per quanto il più forte dell'Occidente, entrasse nella stanza dei bottoni. Quindi questo aveva bloccato in un certo senso anche la possibilità di smuovere il terreno sotto chi garantiva in sede politica il rispetto di queste costanti. Questo già non avviene più con la stessa perentorietà nel momento in cui queste costanti collassano, perché nel momento in cui la fine del comunismo reale, la caduta del muro di Berlino, la fine del comunismo reale modifica gli assetti geopolitici mondiali, vengono meno queste clausole di salvaguardia per le grandi forze politiche che diciamo, rappresenterebbero non semplicemente il presidio della democrazia italiana, ma il presidio della tenuta democratica dello Stato italiano in quanto parte di un'alleanza politica più ampia, quindi in quanto pedina in un gioco politico molto più grande che non si riduce semplicemente al terreno delle scelte nazionali. Ma quando queste costanti cambiano, naturalmente il terreno si dinamizza e questo fa sì che esponenti politici dell'epoca che avevano peraltro in una certa misura anche avevano avuto anche un ruolo in certi passaggi, perché abbiamo detto che nella spartizione della maxi tangente Enimont entra anche la Lega, nonostante la Lega fosse arrivata in politica con la pretesa di moralizzare la politica, con lo slogan Roma ladrona e così via. Però in quegli anni, i primi anni 90, i dirigenti della Lega dicevano se non ci fosse stata la Lega, se in Parlamento ci fosse stata una forza che vuole il cambiamento, vuole la trasformazione, anche l'indagine di Mani Pulite, anche il coraggioso giudice di Pietro, i coraggiosi giudici di Milano, la procura di Milano, anche questa indagine sarebbe finita a carte 48, esattamente come tutte le altre, cioè come erano finite nel nulla, nel dimenticatoio, nell'armadio delle cose dimenticate, tutte le altre indagini precedentemente fatte, quando avevano toccato figure di alto livello nel mondo politico, perché era nell'ordine delle cose che chi ricopriva un certo ruolo e questo ruolo non aveva senso semplicemente rispetto, ripeto, agli equilibri nazionali, appunto rispetto a uno scacchiere più ampio e più complesso, non potesse essere toccato da quando anche appunto avesse preso dei soldi o quando anche avesse tenuto condotte poco trasparenti, opache rispetto all'uso del denaro pubblico, non potesse essere toccato perché appunto ne andava della tenuta di equilibri che a questo punto non esistevano più o non esistevano più nella stessa perentoria maniera del passato e quindi non rappresentavano più un argine al fatto che la magistratura potesse agire. Tant'è che appunto è esattamente in questa fase che si modifica, cioè proprio negli anni Mani Pulite che si modifica l'articolo 68 della Costituzione. Se oggi la magistratura può fare indagini su politici senza dover chiedere nessuna autorizzazione, lo può fare perché la riforma dell'articolo 68 della Costituzione è stata proprio varata nel 1993, cioè all'indomani dell'aprirsi di questa vicenda che è stata tangentopia in inchiesta Mani Pulite, anche se poi naturalmente negli anni successivi questo non ha esaurito il problema, perché comunque è rimasta in piedi la questione del rapporto tra politica e magistratura come una questione di conflittualità non mai del tutto sanata, tant'è che ancora oggi, è storia di ieri o di poche settimane fa o di pochi mesi fa, abbiamo sentito dei politici o abbiamo sentito delle persone che attualmente ricoprono funzioni pubbliche dire questa questione, questo conflitto, a volte più patente, più plateale, più manifesto, a volte più latente tra politica e giustizia si sanerà il giorno in cui si separeranno le carriere tra giudici e pubblici ministeri e avremo ottenuto che i giudici saranno veramente giudici terzi e che quindi giudicheranno in una posizione di pari distanza tra l'accusa e la difesa, e i pubblici ministeri, i magistrati del pubblico ministero avranno la loro carriera e saranno una parte nel processo, esattamente come la difesa, sul piano di parità, e a quel punto avremo finalmente risolto. Questa è una tesi che è stata più volte utilizzata nel passato e che ancora adesso, diciamo, torna spesso come un refreno, come un mantra, se vogliamo, da parte di esponenti del mondo politico, il che, se non altro, manifesta il fatto che questa
conflittualità e questa, diciamo, contrapposizione tra universi che in ogni caso, diciamo, occupano la scena del potere e a volte si contendono conflittualmente, polemicamente la scena del potere, ovvero il mondo giudiziario, il mondo politico, il mondo parlamentare, è un contenzioso tuttora aperto e con sviluppi non sempre facilmente prevedibili. Altra pagina, cercherò di essere più sintetico su queste due, anche se anche lì sarebbero tantissime cose da dire, ma mi rendo conto che non posso esaurire tutto il tempo a disposizione, quindi cercherò di andare più schematicamente possibile sugli altri due oggetti che avevo annunciato inizialmente, cioè il terrorismo e le mafie, la mafia o le mafie. Allora, il terrorismo riguarda la storia italiana, forse è probabilmente il fenomeno criminale che più tipicamente rispetto agli altri due che abbiamo considerato, la corruzione dei pubblici ufficiali, la malversazione dell'uso del denaro pubblico e l'incidenza delle mafie, che più tipicamente, il terrorismo è forse il fenomeno che più tipicamente riguarda la storia repubblicana, nel senso che è figlio di dinamiche storiche, politiche, sociali, culturali tipiche dell'Italia repubblicana. E non è un caso che in fondo la pagina più intensamente rappresentativa di questo capitolo della storia italiana si possa concentrare in un arco temporale che va grosso modo appunto alla fine degli anni 60 ai primi anni 80, la prima metà degli anni 80. Questa è la fase in cui più massicciamente il confronto politico assume anche le forme della competizione violenta, dello scontro violento tra frange radicali opposte di colore nero, di colore rosso, a seconda dell'ideologia di riferimento, sia quella fascista, neofascista oppure comunista. E in questo arco temporale, in questo quindicennio, grosso modo, si consuma però quella che è stata definita storicamente una sorta di guerra civile strisciante, una guerra civile a bassa intensità. Perché questo confronto sanguinoso che appesantisce drammaticamente la storia italiana in questo arco di tempo lascia sul terreno migliaia di persone, si calcolano circa 1000 vittime, circa 800 persone ferite in attentati terroristici, circa 2700 attentati complessivamente, 2700 azioni violente, e all'interno di queste 2700 azioni violente circa 800 persone rimaste ferite, poco meno di 400 morte, in attentati che hanno alcune caratteristiche comuni, nel senso che da una parte la violenza viene interpretata specularmente dagli attori del confronto politico con le armi, appunto delle pistole, dei mitra, delle bombe, come la risorsa ultima a disposizione per impedire da un canto la regressione del paese verso forme di governo autoritario, quindi la possibilità che l'Italia, che la storia italiana collassi verso il ritorno di una forma di governo, una forma politica autoritaria, cosa che era già successa peraltro in Grecia con il conquistato dei colonnelli nel 1967, e che si profila come una possibilità niente affatto ipotetica, niente affatto pallido, remota, sulla base del susseguirsi avvicinato di una serie di episodi che tendono tutti ad andare verso la stessa direzione, una direzione che è stata definita dagli storici, loro si sono occupati come strategia della tensione, ovvero il tentativo di determinare condizioni di allarme sociale, di inquietudine, di angoscia, e quindi di destabilizzare per stabilizzare, cioè fornire le condizioni di sollecitazione traumatica della pubblica opinione del paese, scuotere la coscienza dei cittadini con azioni molto forti sul piano intimidatorio, sul piano dell'allarme che possono provocare, per favorire attraverso questo meccanismo la possibilità di introdurre forme di governo più autoritarie, più che si richiamino, diciamo, più direttamente al passato fascista dell'Italia. E non è un caso, anche se ci sono voluti spesso molti anni perché si facesse un po' di luce su queste vicende, questo, diciamo,
svolta un elemento eloquente del come su queste cose sono andate, cioè il fatto che si sia fatta fatica a individuare dinamiche, responsabili, causali, dimostra che il peso e gli intrecci che si sono determinati in questi tangenti va al di là della manovalanza criminale, va al di là delle organizzazioni neofasciste, si chiamassero esse Ordine Nuovo, piuttosto che Avanguardia Nazionale, o Inaro, Terza Posizione, eccetera, eccetera. Cioè, il punto è che molto spesso, a partire perlomeno dalla strage di Piazza Fontana, che viene definita da un libello pubblicato poco tempo dopo la consumazione della strage di Stato, noi avvertiamo, diciamo, l'opinione pubblica avverte che ci sono, rispetto a questi episodi di grave violenza, la strage di Piazza Fontana, che per molti rappresenta la perdita dell'innocenza dell'Italia, 12 dicembre 1969, 17 morti, 88 feriti nella banca dell'agricoltura, perché una bomba scoppia nella banca dell'agricoltura di Milano. Questo rappresenta in un certo senso un elemento spartiacque che non soltanto appunto introduce in modo dirompente la violenza nel campo della gestione dell'ordine politico in Italia, ma che contemporaneamente suggerisce in maniera molto netta, perché c'è un'operazione di manipolazione per la quale immediatamente vengono coinvolte persone che sono espressioni del mondo anarchico, viene coinvolto un primo personaggio del mondo anarchico che si chiama Giuseppe Pinelli, che poi muore in circostanze poco chiare mentre è sottoposto a interrogatorio da parte della polizia ed si trova presso la questura di Milano. Viene coinvolto un altro personaggio che si chiama Pietro Palprede. Insomma, ci sono persone che vengono che si attivano e che attivano reti di manipolazione rispetto a quello che questi episodi erano stati, per indirizzare le indagini in una certa direzione, per far emergere responsabilità da parte di un mondo che in effetti era estraneo a queste trame, e per occultare contemporaneamente coloro che effettivamente ne erano responsabili, cioè i personaggi, le figure che si collocano nel sottobosco criminale dell'estremismo nero, ordinoista, prevalentemente veneto, padovano, veneziano. E questo, diciamo, questo episodio non è neanche il primo episodio in cui si registra in Italia non è il primo, non è il solo episodio in cui si registra in Italia una sorta di connessione tra universi criminali e universi degli apparati e servizi segreti deviati, perché alcuni anni prima c'era stato un tentativo di colpo di Stato promosso da un generale dei carabinieri che era il capo del SIFAR, cioè dei servizi segreti delle forze armate, dei servizi segreti militari, cioè il tentato golpe De Lorenzo. Nel 1970 un personaggio che era stato un personaggio in vista durante la Repubblica di Salò, il principe Junio Valerio Borghese, aveva organizzato un colpo di Stato che viene bloccato, quando già è da poco iniziato viene bloccato all'ultimo, dicembre 1970. In questo colpo di Stato vengono coinvolti anche, ed è abbastanza interessante che avvenga questo, perché dimostra che c'è un tentativo anche di creare una cerniera tra organizzazioni criminali, la mafia siciliana, dirà Buscetta a Falcone che alcuni importanti personaggi della mafia siciliana erano stati interrogati da esponenti dell'area politica vicina a Borghese sulla possibilità di prestarsi a questo colpo di Stato. Successivamente ci sarà il tentativo della Rosa dei Venti. Insomma, c'è una fase di grande instabilità. Dentro questa fase di grande instabilità si inseriscono appunto queste forme di organizzazione politica di organizzazione della lotta politica attraverso gli strumenti della violenza, che sono appunto, che si riferiscono a universi speculari. Da una parte l'area di destra in cui i militanti di Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, poi successivamente Ordine Nero, poi successivamente NAR, Terza Posizione, diranno la ragione per cui bisogna prendere le armi e che bisogna evitare la possibilità che questo paese finisca in mano ai comunisti, perché il loro, diciamo, spauracchio ben agitato è quello della possibile rivoluzione comunista, del possibile collassare il paese in una situazione di caos, di anarchia, e quindi bisogna prevenire questo scenario. Dall'altra parte, il primo nucleo delle BR, le Brigate Rosse, si forma esattamente per scongiurare il pericolo opposto. Il rimprovero che viene fatto
da parte dei militanti LBR che vengono da un mondo complesso che è quello delle fabbriche, ma anche quello delle università, della facoltà di sociologia di Trento, ma anche della Siemens, ma anche dell'Alfa Romeo, della Pirelli, e rispetto al partito, rispetto ai comunisti che sono diciamo in Parlamento, è questo, di non saper leggere la realtà. Cioè le BR dicono, anzi i rimproveri fondamentalmente sono due: il primo di non saper leggere la realtà, cioè di non capire in quale condizioni di rischio si trova l'Italia e che cosa bisogna fare per evitare che ci sia una svolta, ma in senso autoritario, in senso fascista. Secondo, le BR, possono dire a Curcio in un paio di interviste, quando viene poi carcerato, dalla metà degli anni 70 al 74, poi viene liberato dalla compagna, poi verrà ripreso nel 76. Curcio dice, in fondo, cos'è che è mancato fondamentalmente al rapporto e cos'è che ha spezzato la possibilità di qualunque rapporto, di qualunque dialogo tra le BR, che rappresentavano una sorta di avanguardia del comunismo, di avanguardia autenticamente rivoluzionaria del comunismo, e la rivoluzione si fa con le armi, si fa con la violenza, non si fa col dibattito, non si fa con le mediazioni, non si fa con la politica parlamentare. È mancato il fatto che fondamentalmente chi stava in Parlamento diciamo, ci ha rimproverato a noi brigatisti di aver fatto, e ci ha incolpato di aver fatto quello che chi stava in Parlamento non era mai stato capace di fare, cioè di aver in fondo dato seguito, questa è la ragione per la quale alcuni esponenti della sinistra, importanti esponenti della sinistra in Italia come Rossana Rosanna, diranno in fondo dobbiamo accettare il fatto che queste persone abbiano a che fare, cioè i brigatisti abbiano a che fare con l'album di famiglia della sinistra italiana. Perché sicuramente l'album di famiglia della sinistra italiana c'è, in quella storia c'è un riferimento alla possibilità di una rivoluzione, a uno scenario di palingenesi complessiva della società che sia ottenuto non con le procedure deliberative, della mediazione parlamentare, la competizione politica, la rappresentanza, e quindi con tutti i principi dello Stato liberale, ma prendendo le armi, cioè sovvertendo l'ordine costituito con la forza, con la violenza. Questo è diciamo un salto che le BR fanno sentendosi, almeno nella fase iniziale, percependosi, sentendosi, rappresentandosi come una sorta di avanguardia più ardita, più audace rispetto alla capacità o all'incapacità mostrata dal ceto politico di fare un passo altrettanto risoluto, altrettanto radicale. Cosa curiosa nel caso delle Brigate Rosse è che è stata, diciamo, censita quasi tutte le indagini storiografiche fatte in merito, è che le Brigate Rosse potrebbero essere, di fatto sono fortemente indebolite, depotenziate già nella metà degli anni 70, perché c'è l'organizzazione di forze speciali coordinate dal generale Dalla Chiesa, che infiltrano le Brigate Rosse, che riescono a prendere i capi più importanti. Il fondatore, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, diciamo poco fa, Renato Curcio, viene incarcerato una prima volta nel 74, poi viene liberato nel 75, evade, poi viene ripreso nel 76, e come lui tanti altri che verranno poi processati a Torino in un processo molto importante nel corso del quale svolgimento verrà anche ucciso il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, perché nel frattempo i brigatisti rifiutano di farsi difendere, perché rifiutano la giustizia dello Stato borghese, e quindi quando Fulvio Croce, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, dice io li difenderò perché il diritto di difesa è un diritto costituzionale che non può essere negato a nessuno, quindi anche i brigatisti hanno diritto di essere difesi, nonostante i brigatisti si comportassero con metodi intimidatori vagamente mafiosi, perché per esempio minacciavano i giudici popolari per evitare che si formasse il collegio, intimidivano i giudici popolari, e moltissime persone che erano state chiamate a formare il collegio come giudici popolari facevano arrivare certificati medici perché si spaventavano di formare il collegio, essendo stati minacciati in precedenza. Insomma, nonostante ci sia questo clima di terrore vero e proprio, Croce dice io devo difendere queste persone perché la Costituzione dice che il diritto di difesa non può essere negato a nessuno, e per questo motivo verrà ucciso le Brigate Rosse, che prendono verso la seconda metà degli anni 70 una piega sempre più criminale nel senso stretto, nel senso che a un certo punto, mentre prima, fino a qualche anno prima, esisteva una sorta di collante tra una parte dei movimenti studenteschi, una parte dei movimenti radicali che si agitavano nel mondo appunto della politica italiana a sinistra, la cosiddetta grande galassia della sinistra extraparlamentare, lotta continua, potere operaio, autonomia, eccetera, aveva, diciamo, un minimo di simpatia, cioè simpatizzava, se non altro mostrava
un interesse nei confronti di queste frange più estreme che avevano scelto la via della clandestinità e della lotta armata. Dalla fine degli anni 70 in poi anche questo residuo legame si spezza e gli stessi brigatisti si rendono conto che la parabola che ha assunto il loro percorso è una parabola totalmente autoreferenziale. E a un certo punto ci sono i brigatisti che, quando viene preso Patrizio Peci è uno dei esponenti delle Brigate Rosse, comincia a collaborare, quindi a scompaginare l'organizzazione, perché rivela un sacco di cose, viene sequestrato il fratello, viene processato e ucciso. Molti brigatisti dicono: noi abbiamo agito in questo caso con una ritorsione nei confronti di una persona che non c'entrava assolutamente niente, che non aveva nessuna responsabilità se non quella di essere il fratello, incolpevolmente ovviamente di essere il fratello di uno che era stato uno dei nostri, ci stava facendo prendere tutti quanti, facendo delle rivelazioni, facendo delle confessioni, ma ci siamo comportati esattamente come fanno le comuni organizzazioni criminali, cioè abbiamo sparito quel po' di tra virgolette nobiltà ideologica che avrebbe potuto rendere diversa la parabola della nostra esperienza e quindi dare a questa esperienza violenta un colore politico, ideologico, tale da non renderla mescolabile, confondibile con altre forme di azione criminale. L'abbiamo sparrita, l'abbiamo annacquata nel momento in cui abbiamo aderito alle stesse pratiche appunto ritorsive di rappresaglia che sono tipiche di altre organizzazioni, senza dire che appunto poi le PR vengono coinvolte in rapporti molto vaghi, molto torbidi con la Camorra in occasione del sequestro dell'assessore regionale Ciro Cirillo in Campania, e delle trattative che seguono tutto questo, con scambi di denaro, con rapporti con Cutolo, quindi con la Camorra e con le organizzazioni criminali classiche, nel senso più semplice dell'espressione. Anche qui c'è una svolta legislativa che si consuma sul finire degli anni 70 ed è quella della cosiddetta legislazione dell'emergenza. No? Qui l'emergenza criminale rappresentata dalle Brigate Rosse, in particolare perché il terrorismo nero di matrice stragista si estingue, salvo il colpo di coda della strage di Bologna del 2 agosto 1980, sulla quale però pesano dinamiche molto complesse, perché a distanza di anni noi sappiamo che in questa strage è coinvolta la P2 come soggetto finanziatore e come soggetto depistatore. Come soggetto depistatore lo sapevamo già, perché già gli era stato condannato come depistatore per questo, ma come soggetto finanziatore l'abbiamo scoperto recentemente. Bene, alla fine degli anni 70 vengono introdotte nel codice di procedura penale, nel codice penale, una serie di norme che favoriscono la collaborazione, perché incentivano gli affiliati a organizzazioni terroristiche a svincolarsi dall'affiliazione e a collaborare, e in questo caso premiano questa collaborazione con congrui sconti di pena, e questo finisce per sfaldare quel poco che era rimasto di queste organizzazioni. Ci saranno ancora dei colpi di coda, dei sussulti. Nei primi anni 80, nel 1983 viene ferito un giuslavorista molto importante, il padre, secondo molti, dello Statuto dei lavoratori, legge 400 nel 1970, Gino Giugni, già ministro del lavoro. Nel 1985 viene ucciso un economista riformista, un allievo di Federico Caffè, che è Ezio Tarantelli. Sono appunto episodi ovviamente molto gravi, preoccupanti, ma non sono episodi eloquenti quanto alla sopravvivenza, ma semplicemente quanto al fatto che ciò che resta di queste organizzazioni è condannato a una sorta di coazione a ripetere, per cui cerca di mostrare di essere vitale, di essere attivo attraverso questi atti dimostrativi, ma in realtà, proprio perché si coglie il fatto che si tratta di puri atti dimostrativi senza nessuna strategia dietro, senza nessun tipo di consenso, senza nessun tipo di seguito. Ricordiamo che c'è stato un periodo in cui fior di intellettuali italiani, e mi riferisco a Leonardo Sciascia, uno dei più stimati e apprezzati intellettuali italiani, potevano scrivere articoli che avevano per titolo né con lo Stato né con le BR. Il che significa che in un certo senso le BR, per quanto in maniera delirante, parossistica e del tutto irricevibile, hanno comunque interpretato appunto in queste forme paradossali, irricevibili, eccetera, hanno comunque interpretato l'esistenza di un senso di insoddisfazione della società italiana nei confronti del ceto politico, e quindi hanno goduto di questa
hanno goduto nel fare proselitismo, nel fare anche campagna di acquisizione di simpatizzanti, di militanti, hanno potuto godere di quest'area di consenso, di rispetto, di considerazione derivante appunto dallo iato, dal divario che esisteva tra una parte consistente della società italiana, anche una parte appunto ben rappresentata da intellettuali di tutto rispetto, e un ceto politico che per le dinamiche che abbiamo in parte illustrato prima parlando della corruzione si è mostrato spesso autoreferenziale e completamente distante dalle esigenze della cittadinanza, della collettività. Ultima questione che volevo, anche qui cercherò rapidissimamente di dire le cose che mi sembrano più importanti, sperando appunto di non sacrificarne nessuna, il capitolo delle mafie. Ecco, nella storia della mafia, in particolare volendosi riferire all'esperienza della mafia siciliana, io direi ci siano almeno 3 fasi, 3 momenti importanti. L'immediato dopoguerra, e quindi diciamo i primi anni 40, gli anni della prima guerra di mafia, quindi gli anni 62-63, anni 1962-63, gli anni della seconda guerra di mafia, gli anni che vanno dall'81 all'83. Questi sono i 3, e poi naturalmente se ci avviciniamo a noi gli anni delle stragi del 92, ma qui siamo già dentro un segmento temporale un po' diverso che richiede un'attenzione specifica. Volendo individuare le caratteristiche di questi primi 3 momenti, queste prime 3 fasi, la mafia siciliana degli anni 40, l'immediato dopoguerra, è un'organizzazione che fondamentalmente ha un alleato sociale, che sono i grandi latifondisti, e un nemico, che sono i militanti politici di sinistra, il sindacato, coloro che all'indomani della nascita della Repubblica Italiana vorrebbero che uno dei primi passi del paese nato sulle ceneri del fascismo fosse quello della redistribuzione delle risorse economiche, che in Sicilia significano redistribuzione della terra. La possibilità per i contadini, la possibilità per i piccoli proprietari, per i piccoli coltivatori di avere un appezzamento di terra e di guadagnarsi uno spicchio da poter coltivare su queste estensioni, spesso brulle, spesso incoltivate, di latifondo che chi abbia mai visitato la Sicilia facilmente vedrebbe, li attraverserebbe fisicamente facendo il percorso che collega per esempio la mia città a Palermo. Gli anni del dopoguerra sono anni segnati da questa campagna. I più importanti leader politici, uno dei più grandi leader politici siciliani e la sinistra siciliana, Pio La Torre, sono impegnati in questa campagna per restituire la terra ai contadini. Pio La Torre finisce anche per un breve periodo anche in galera, viene imprigionato. A molti altri va anche peggio, perché dagli anni, diciamo, dai primi anni dagli anni dell'immediato dopoguerra fino al decennio successivo vengono uccisi circa 30 sindacalisti in Sicilia. Il primo reale movimento antimafia siciliano è stato il movimento dei sindacalisti. I primi antimafiosi siciliani si chiamano Turiddu Carnevale, si chiamano Accurso Miraglia, si chiamano Placido Rizzotto, si chiamano Epifanio Licausi, cioè sono le persone che hanno lottato e che hanno sacrificato la propria vita, hanno lottato contro il potere latifondo sostenuto dai gabellotti, dai campieri mafiosi, per restituire la terra ai contadini. Quindi hanno fatto una lotta che era contemporaneamente una lotta sociale di redistribuzione della ricchezza e di redistribuzione della terra, e che era contemporaneamente una lotta di legalità, perché sapevano perfettamente, lo capivano perfettamente, il loro nemico non era semplicemente il latifondo, non era semplicemente i grandi proprietari, ma era tutta la cornice dei loro alleati mafiosi. Quindi il primo movimento antimafia siciliano è stato il movimento sindacale. Questa è una cosa che va ricordata, sulla quale io mi permetto di insistere, perché non la si ricorda secondo me mai abbastanza. Si fa giustamente, doverosamente riferimento a tante vittime di mafia, a tante persone che si sono
e dobbiamo ammirarle, dobbiamo ringraziarle ogni giorno che passa, si sono immolate nella lotta alla mafia, ma dobbiamo, nel fare questo, a mio avviso, ricordare che questa operazione nasce, questa opposizione alla mafia nasce da parte dei leader del movimento sindacale negli anni del dopoguerra e si protrae per una decina d'anni circa, fino alla metà degli anni 50, grosso modo, e che sul terreno restano morti, ammazzati, e a volte senza che i loro cadaveri vengano neanche ritrovati, perché molto spesso queste persone, per eccesso di sfregio nei loro confronti, venivano non semplicemente ammazzate, ma i loro resti, il loro corpo veniva occultato in anfratti naturali, per esempio in un posto vicino a Corleone, si fa Rocca Pusambra, dove viene preso il corpo di Placido Rizzotto e buttato a diverse centinaia di metri di profondità, è ritrovato molto tempo dopo in uno stato che ovviamente ci non può immaginare, quindi con una offesa che non è semplicemente un'offesa fisica alla persona che viene eliminata, ma anche un'offesa simbolica alla memoria della persona, cioè un'operazione che non solo consiste nel cancellare la persona, ma nel cancellare anche il ricordo di quella persona, il ricordo tangibile di quella persona. Come dire, tu non solo non esisti più, non ci sei più, ma di te nessuno si ricorderà, perché anche delle tue spoglie, anche il tuo corpo, facciamo quello che vogliamo. Questa è la prima, diciamo, la prima fase importante nella storia della mafia siciliana. Poi c'è una seconda fase importante, ed è importante anche sul piano della reazione o dell'inizio di reazione che viene attivata da parte dello Stato italiano, che è la fase degli anni 60, la cosiddetta primi anni 60, 62, 63, prima guerra di mafia, che oppone alcune famiglie, diciamo la famiglia La Barbera, anche qui per andare molto schematicamente, alla famiglia del Greco di Ciaculli, che lascia sul terreno diverse decine di morti e che ha anche un episodio eclatante, importante, che è la cosiddetta strage di Ciaculli, in cui scoppia un'autobomba che era probabilmente destinata a uccidere un nemico, cioè che coloro che avevano confezionato quest'auto l'avevano fatto per uccidere un avversario in questa lotta, invece per varie ragioni scoppia e uccide 5 carabinieri e 2 artificiali. In questi stessi anni, in questo stesso periodo, viene formata la prima Commissione Nazionale Antimafia. La legge istitutiva della prima Commissione Nazionale Antimafia nel dicembre 1962. La prima Commissione Nazionale Parlamentare Antimafia si insedia nel 1963 e fa un lavoro di indagine che è abbastanza corposo, ma che però non viene consegnato all'Assemblea, perché quando si chiude la legislatura nel 1968 il presidente della commissione, Cattani, dice la commissione non ha ufficialmente chiuso questo lavoro, quindi il lavoro non può essere, nonostante le proteste di 2 importanti deputati dell'epoca che sono Umberto Terracini e Emilio Lussu, gli esiti di questo lavoro non vengono consegnati all'Assemblea, quindi rimangono conoscenza di coloro che si erano occupati di questi argomenti e poi verranno in parte ripresi nella legislatura successiva e sviluppati dalla successiva commissione parlamentare. Quello che è importante però è che ci lascia questo primo frammento di attività parlamentare nei confronti della mafia, che viene fatta, non soltanto viene fatta una legge che è appunto quella istitutiva della Commissione Nazionale di Mafia, in cui per la prima volta il legislatore italiano in un testo legale utilizza il termine mafia, che non era mai stato utilizzato nelle leggi italiane in precedenza. Ma è importante che viene fatta una legge, la legge 575 del 1965, intitolata molto semplicemente Disposizioni contro la mafia, in cui si introducono una serie di misure di prevenzione che servono a colpire i mafiosi sul piano delle loro attività economiche, cioè sono misure limitative di attività che potrebbero essere svolte, quindi limitazioni alle licenze commerciali, limitazioni alle licenze edilizie, limitazioni a tutta una serie di attività che avrebbero potuto favorire e che avevano favorito negli anni precedenti l'arricchimento della mafia, perché gli anni 60, oltre a essere gli anni della prima guerra di mafia, sono anche i primi anni 60 sono anche gli anni del sacco di Palermo. Cosa succede? Succede che nei primi anni 60, precisamente dal 59 al 64, la città di Palermo viene sventrata e ricostruita. Chiunque abbia visitato Palermo, bellissima città, tra parentesi, però chiunque abbia visitato Palermo oggi, abbia visto le immagini, le fotografie di Palermo fino agli anni 50, si rende conto che Palermo era dal punto di vista architettonico un gioiello Liberty, cioè c'era una sequenza di ville Liberty che erano una dietro l'altra nella zona centrale della città, che sono state tutte, a parte una o due, sono state tutte infallibilmente
buttate giù, abbattute, per far posto a questa speculazione massiccia, intensiva, che è durata un arco di pochissimi anni nei quali sono state rilasciate migliaia e migliaia e migliaia di licenze edilizie. E la cosa molto curiosa che è stata rilevata anche dalla Commissione di Mafia è che molte di queste licenze edilizie venivano intestate a personaggi che erano un pensionato, una casalinga, e quindi personaggi che chiaramente fungevano da prestanome per coprire i reali beneficiari di queste operazioni, che erano ovviamente tutt'altri. Elemento di cronaca che può servirci: il sindaco della città di Palermo in questi anni si chiama Salvo Lima, l'assessore ai lavori pubblici della città di Palermo, responsabile del sacco della città di Palermo in questi anni, si chiama Vito Ciancimino. Quindi due delle figure più importanti del mondo, che funge da cerniera tra campo delle attività schiettamente e segnatamente criminali e campo della politica, della pubblica amministrazione, eccetera. Chi abbia visto il film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, ha un esempio in quel film di che cosa è stato il sacco di Napoli, e ha un esempio abbastanza eloquente di quello che è stato, non soltanto a Napoli, a Palermo, ma credo anche in altre città, ma insomma si può fare un'idea abbastanza chiara, abbastanza articolata di che cosa significa saccheggiare una città drenando le risorse pubbliche per la costruzione selvaggia di immobili che servono fondamentalmente a arricchire le tasche di pochi soggetti. Con la liquidità, con la enorme liquidità acquisita in queste operazioni, la mafia diventa un soggetto importante nello scacchiere del traffico di stupefacenti. Tutti i massimi esperti di mafia in Italia, tutti coloro che hanno lavorato su questo fronte, che hanno scritto pagine giudiziariamente importantissime nella lotta alla mafia, a cominciare dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e molti altri dopo di loro, ma a cominciare già da loro, tutti hanno osservato una cosa importante, che è questa: la mafia siciliana, così come d'altronde ci racconta Mario Puzo, il padrino, e poi Francis Ford Coppola successivamente nella trasposizione cinematografica, la mafia fa in generale il salto di qualità, e la mafia siciliana fa a sua volta il salto di qualità quando entra nel mercato degli stupefacenti, cioè quando prende le risorse che ha acquisito attraverso altre attività illegali, che sono state appunto il sacco edilizio, che sono state in qualche caso, anche se non dovrebbero far parte delle sue attività tipiche, i sequestri di persona, ma ce ne sono stati anche in Sicilia, benché meno che in Calabria o in Sardegna, ma ci sono stati anche in Sicilia. Quando prende queste risorse le investe nel mercato degli stupefacenti ed entra in una triangolazione mondiale, perché la triangolazione mondiale è che la morfina a base arriva dai paesi dell'estremo oriente, passando per la Turchia, cioè dall'Austria, dalla Birmania, dalla Cambogia, passando per la Turchia. In Sicilia la morfina a base viene raffinata e diventa eroina, e ci sono alcune importantissime raffinerie, alcune di queste sono anche scoperte dai giudici di Palermo, da Falcone a Borsellino, o anche dal giudice Carlo Palermo a Trapani, e riparte alla volta agli Stati Uniti, ed è quello che nel gergo delle indagini di polizia o dei processi viene definito con l'espressione pizza connection. Pizza connection dipende dal fatto che i distributori ultimi dell'eroina raffinata in Sicilia, in questa triangolazione che sostituisce l'eroina francese del clan dei marsigliesi, quindi una triangolazione che sostituisce la pizza connection alla precedente French connection, sono in molti casi distributori ultimi, cioè quelli che al dettaglio, per dire così, poi vanno a distribuire l'eroina, sono dei titolari di pizzerie, quindi materialmente spesso utilizzano i cartoni delle pizze, spesso utilizzano i contenitori delle pizze per recapitare ai destinatari questa eroina. Sono rilevazioni e stime secondo le quali dai primi anni 70 fino alla metà degli anni 80 l'eroina raffinata in Sicilia che arriva sul mercato degli Stati Uniti copre circa un quarto dell'intero consumo di eroina degli Stati Uniti. Le stime vanno dalle 4 tonnellate annue fatte dalla DIA, dalla Drug Enforcement Agency americana, alle 6 tonnellate dell'FBI. Comunque potete immaginare quantitativi immensi che determinano una crescita di potenza economica esponenziale in capo a Cosa Nostra,
determina una crescita di potere economico esponenziale e anche una capacità di influenza politica esponenziale, perché naturalmente se io ho una massa enorme di soldi posso corrompere, posso avvicinare, posso subornare, posso intimidire tantissime persone ai più vari livelli, che è quello che appunto Cosa Nostra tipicamente fa, le organizzazioni criminali tipicamente fanno. Questo rappresenta veramente il salto di qualità della mafia, ed è quello che, tra l'altro, avvalendosi anche di contatti stabiliti con località del nord in forza di leggi degli anni precedenti, la legge 1423 del 56, così come la legge 575 del 1965, che permettevano di mandare il mafioso tal dei tali del paese della Sicilia al soggiorno obbligato in una località del nord. Riina, Leggio vengono mandati in Emilia, in Lombardia, eccetera. Molti di questi utilizzano questi meccanismi di allontanamento dalle rispettive sedi di provenienza per instaurare dei punti di riferimento, delle teste di ponte in località remote rispetto a quelle di provenienza e allargare quindi la propria sfera di influenza e anche trovare dei canali che poi saranno utili negli anni successivi per canalizzare questo flusso enorme di capitali che proviene dal narcotraffico. In una intervista data da Paolo Borsellino a due giornalisti francesi, italo-francesi, si chiamano Fabrizio Calvi e Jean-Pierre Moscardot, 2 giorni prima della strage di Capaci, 21 maggio 1992, Borsellino dice: è molto semplice quello che succede in Sicilia negli anni 70. La mafia ha capitali mai visti prima, che provengono prevalentemente, quasi soprattutto dal mercato di stupefacenti, ha la necessità di canalizzare queste enormi risorse di denaro, di canalizzarle nei circuiti legali dell'economia. Quindi deve necessariamente portarle al nord, deve necessariamente portarle dove c'è più impresa, perché va da sé che nel nord Italia ci sia un tessuto imprenditoriale molto più ricco, molto più fitto di quanto non avvenga nel sud, e quindi colonizzare il mondo imprenditoriale del nord attraverso le proprie risorse. Questo avviene con tantissimi interlocutori, molte indagini della magistratura degli anni 80-90 lo attestano, e appunto dimostra la capacità di penetrazione della mafia nei tessuti dell'economia legale in forza di queste grandi risorse. Qual è stata la capacità dello Stato di rispondere alla minaccia rappresentata da Cosa Nostra? Con misure legali. In parte lo abbiamo detto, parlando della istituzione della Commissione parlamentare antimafia, della legge 575 del 65. Il passaggio importante, quello probabilmente decisivo, quello che viene ancora oggi definito una rivoluzione copernicana nella lotta alla mafia, è rappresentato probabilmente dalla legge del 13 settembre 1982, nota anche come legge Rognoni-La Torre, perché ispirata appunto all'azione politica di un dirigente del PC, La Torre, che era stato ucciso il 30 aprile dello stesso anno, e che però viene adottata molto tardivamente, perché in effetti la proposta di legge era stata depositata da La Torre in Parlamento 2 anni prima, nel 1980, e sta insomma a vivacchiare nei cassetti, viene palleggiata da un ramo all'altro del Parlamento per circa 2 anni. Nemmeno dopo l'omicidio di Pio La Torre si parla di questa legge, non se ne parla nonostante l'omicidio di Pio La Torre faccia molto scalpore, e si parla della necessità di adottare queste misure contro la mafia, che erano appunto state elaborate dalla Torre, che aveva anche collaborato su questo con Falcone e Borsellino, soltanto all'indomani dell'omicidio di Dalla Chiesa. L'omicidio del generale Dalla Chiesa naturalmente fa un grande scalpore, perché Dalla Chiesa non era semplicemente il prefetto di Palermo, era stato nominato prefetto di Palermo pochi mesi prima, ma era una personalità di grande popolarità in Italia, era stato colui che aveva più efficacemente contrastato il terrorismo a livello poliziesco, carcerario, quindi era un benemerito della Repubblica, dal punto di vista dei meriti della lotta al terrorismo. Quando viene ucciso con la moglie e con la gente di scorta, viene adottata finalmente questa legge che introduce un principio importante, perché introduce l'articolo 416 bis, cioè
l'associazione delinquere di tipo mafioso. È importante rispetto al passato perché che cosa dice di nuovo rispetto al passato che non diceva l'articolo 416? L'articolo 416 che era stato utilizzato nei processi che si sono fatti in passato e che si sono quasi sempre risolti con nulla di fatto, processo di Catanzaro nel 1968, processo di Bari nel 1969. Finalmente nel 1982 con questo articolo, che poi infatti verrà usato dai magistrati di Palermo nell'ordinanza con cui si rinviano a giudizio gli imputati al maxi processo di Palermo, che verrà celebrato tra l'86, il cui primo grado di giudizio viene celebrato tra l'86 e l'87, si punta l'attenzione su un dato, cioè la mafia non è semplicemente un'associazione di persone che stanno insieme per commettere delitti, ovviamente è anche questo, molto spesso questo, ma è un'associazione che gode di una condizione di assoggettamento, cioè un vincolo associativo che determina nella popolazione condizioni di assoggettamento e di omertà tali per cui queste condizioni di assoggettamento e di omertà possono essere utilmente messe a profitto alla mafia per entrare anche in mercati legali, cioè la mafia può anche concorrere a vincere un appalto in termini formalmente legalissimi e concorrere per esempio alla costruzione di un ospedale, una scuola, un carcere, di un palazzo di giustizia, può farlo con metodi apparentemente sulla carta del tutto legali, del tutto diciamo irreprensibili, salvo il fatto che siccome è un soggetto che ha una presenza sul territorio ben percepita, il fatto stesso della percezione di questa presenza e della carica intimidatoria che è associata a questa presenza altera le regole di funzionamento del gioco economico perché mette in mezzo agli altri un soggetto del quale si sa che potrebbe usare una risorsa violenta per tacitare eventuali concorrenti e quindi altera diciamo, il gioco delle operazioni economiche e introduce un elemento di forte inquinamento e si traduce anche poi in una contrazione delle risorse, in una concentrazione delle risorse soltanto presso determinate sfere. Questo è stato probabilmente diciamo, il passaggio fondamentale, la presa di coscienza dello Stato italiano che secondo Umberto Santino ha sempre operato nei confronti della mafia reattivamente, mai attivamente ma sempre per reazione. Detto questo, è un tema, quello della mafia, con cui ancora facciamo i conti, anche se poi con i processi la mafia è stata bastante indebolita e quella che è oggi è diversa da quella degli anni '80, però ecco, può farci pensare, può farci riflettere il fatto che in questi giorni noi stiamo parlando, e se ne sente parlare spesso, di ergastolo stativo, di 41 bis, di mantenimento del 41 bis. Allora sarebbe utile ricordare che il 41 bis è stato ispirato da Giovanni Falcone, è stato Falcone quando era direttore generale degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia dal 91 al 92 a segnalare la necessità che la condizione di restrizione carceraria di alcuni soggetti venisse adattata alle caratteristiche dei soggetti medesimi, cioè che se io sono un mafioso e posso governare anche se sono chiuso in carcere, come era successo in tanti casi, come era successo nel caso di Cutolo a Napoli, che ha passato quasi tutta la sua vita in galera, ma come succedeva spessissimo nel caso di boss di Cosa Nostra, perché comunque ho modo di far arrivare i miei ordini all'esterno, di corrompere le guardie, di minacciare, di far arrivare la mia parola dove voglio farla arrivare, bisogna che questi contatti tra mondo di chi sta dentro e mondo di chi sta fuori vengano tagliati. E questo, diciamo, è in fondo una delle eredità che ci ha lasciato Falcone, delle quali tuttora parliamo, discutiamo, il che dimostra quanto siano stati importanti, quanto sia stata importante l'opera di queste persone. Io mi fermerei qua e vi chiedo scusa se ho abusato del tempo a mia disposizione perché credo di aver veramente forse sforato un po', però le cose da dire erano molte. Grazie per la vostra attenzione. Prendo la parola io ringrazio, sì, i temi erano tutti talmente corposi che è stato davvero un'impresa in realtà darci un quadro così interessante ed esaustivo in così breve tempo. Avrei l'incarico di porle le domande che nel frattempo arrivano in chat, per ora ne ho vista una, se vuole gliela leggo. Come preferisce, cioè io ovviamente non so se preferisce raccoglierle o rispondo di volta in volta, per me è lo stesso. Allora, ci sono due, credo, poste dallo stesso professore, se non ho interpretato male, che è il professor Battelli dal Liceo Da Vinci di Treviso,
che ha messo i numeri 1 e 2, passo a leggere. Diagnosi di Calamandrei. Se non ricordo male, Kreins individua nella confusione tra partito e Stato dell'epoca del fascismo la radice della tendenza dei partiti, anche in epoca repubblicana, a considerare gli affari dello Stato come affari propri. È d'accordo? E poi, seconda domanda, i lavori recenti di Benedetta Tobagi tendono a proporre un quadro che sembra simile al suo sul rapporto tra terrore nero e rosso, col secondo come reazione rispetto al primo e alle connivenze dello Stato. È così? Allora, anzitutto parto da quest'ultima domanda perché mi onora il paragone con Benedetta Tobagi, che è una studiosa stimo veramente profondamente, quindi mi fa piacere che qualcuno abbia colto in quelle poche cose che posso aver detto delle risonanze con le considerazioni e le riflessioni fatte da una persona che veramente ha speso su questi temi molte energie, ma le ha spese in modo veramente molto utile, perché ha scritto le cose importantissime. Sì, certamente ci sono delle dinamiche reattive, non c'è dubbio che questa guerra civile a bassa intensità che si è combattuta in Italia per circa un quindicennio sia stata anche alimentata dal vedere profilarsi scenari che potevano realisticamente andare nella direzione di un mutamento istituzionale forte dello Stato italiano, della Repubblica Italiana. D'altra parte, appunto, non trascuriamo che cose di questo genere erano successe, cioè storicamente è successo che ci sia stato un colpo di Stato a pochi chilometri, poche centinaia di chilometri dall'Italia in Grecia, alla fine degli anni 60, così come ce n'è stato un altro in Cile nel 73, e quindi la possibilità che un paese che ha un certo tipo di strutture, di istituzioni di libertà civili, no? Che sono legate alla sua natura democratica e rappresentativa, possa subire una torsione in senso fortemente autoritario era assolutamente realistica, faceva perfettamente parte del quadro delle cose possibili. La gran parte delle persone che si sono occupate, ma qui veramente è una lunga, bisognerebbe fare un lungo elenco di nomi: Giuseppe De Lutis, Sergio Flamigni, Giuliano Turone, sono tantissime persone che si sono occupate di questi argomenti per tanto tempo. La gran parte di questi autori ha sottolineato come molti degli attori che sono stati diciamo, hanno esercitato dei ruoli importanti nell'organizzazione di questa sorta di stato parallelo. No? Ecco, negli anni 70 si usa un'espressione che ancora oggi si ritrova nella storiografia e che è stata utilizzata in particolare da uno storico italiano che si chiamava Franco De Felice, ma che è stata utilizzata anche da Norberto Bobbio, perché Bobbio, per esempio, ha scritto diverse volte sul tema del rapporto tra democrazia e segreto. Democrazia è la dimensione degli arcana imperi, no? Quello che si può sapere, quello che non si può sapere, quello che avviene di occulto, quello che tutti possono conoscere, vedere, quello che soltanto alcuni possono conoscere e vedere. E appunto, in riferimento a questi temi qui si è molto spesso utilizzata la locuzione doppio Stato, no? Il doppio Stato, lo Stato parallelo, il doppio Stato. Ora, doppio Stato è curioso perché doppio Stato in realtà è il titolo di un libro di un giurista ebreo tedesco che si chiamava Ernest Fraenkel, Der Doppelstaat. Fraenkel deve fuggire dalla Germania, non sotto il nazismo ovviamente, perché se l'ebreo può vivere lì se non rischiando di essere ucciso, di essere imprigionato, poi magari di essere ucciso. E quindi va negli Stati Uniti e inizia a insegnare negli Stati Uniti. Il suo libro, che esce quasi subito, se ricordo correttamente nel 40 o nel 41, infatti esce per la prima volta in edizione americana, si intitola The Dual State, e poi verrà tradotto in tedesco, poi verrà tradotto in italiano, pubblicato da Einaudi negli anni 70 in Italia.
La cosa curiosa, in effetti Frankl diceva lo Stato nazista, perché lui si riferiva con questa locuzione allo Stato nazista, lui diceva lo Stato nazista è un doppio Stato, nel senso che c'è uno Stato legale, che è quello che agisce secondo le leggi che tutti conosciamo, che tutti possiamo consultare, le leggi ordinarie che tutti possiamo facilmente accedere. E poi c'è invece uno Stato d'eccezione, che agisce in maniera del tutto arbitraria, cioè che non conosce nessun tipo di vincolo e che prescinde da qualunque tipo di garanzia nei confronti degli individui. Qui c'è semplicemente appunto la coincidenza totale tra chi detiene il potere politico e chi prende le decisioni sulla base appunto di criteri strettamente politici. Non c'è nessun tipo di ordine oggettivo, non c'è nessun aggancio a un tessuto di norme che stabiliscano univocamente quello che si può fare e quello che non si può fare. Ma il dato interessante è che questa espressione, quindi nata in un contesto descrittivo differente, perché serviva appunto a descrivere queste due tipologie di funzionamento dello Stato, poi subisca una sorta di derubricazione semantica, per cui finisce per definire un'altra cosa, cioè finisce per definire il fatto che in Italia, negli anni 70, negli anni di cui abbiamo parlato poco fa, c'è una sorta di Stato visibile, che è quello appunto delle istituzioni, il Presidente della Repubblica, il governo, le Camere, eccetera, e parallelamente uno Stato invisibile. Questa cosa qui, della quale si parla ampiamente, si scrive ampiamente già dalla strage di Piazza Fontana, che viene definita da un libro che è l'esito di un'inchiesta parallela, un'inchiesta informale condotta da alcuni militanti politici di sinistra, eccetera, che si intitola La strage di Stato, non a caso. Questo tema qui, che attraversa gli anni 70, scoppia in maniera proprio eclatante, fortissima, nel momento in cui si scoprono le liste della P2, perché nel momento in cui i magistrati di Milano che stanno indagando sul falso rapimento di Sindona in Sicilia nel 79, cioè Gerardo Colombo e Giuliano Turone sequestrano alcuni documenti trovati tra l'altro abbastanza casualmente in una sede di una ditta, di un'azienda riconducibile alla persona di Gelli che si trova vicino a Arezzo, a Castiglione Fibocchi, la Giole, trovano queste liste, questi 962 nomi, ma trovano che dentro questi 962 nomi c'è praticamente il gota dello Stato italiano. Quindi apparentemente quello che dicono, che raccontano queste liste, è che c'è uno Stato visibile, quello che è appunto fatto dalle istituzioni che tutti conoscono, che tutti osservano, è uno Stato invisibile ai più, che continua a essere invisibile, perché il dato interessante è che quando vengono scoperte, questo è uno dei dati interessanti, quando vengono scoperte queste liste, si nota che i numeri di testa delle persone che emergono dagli elenchi sono tutti superiori al 1600. Però il problema è che se sono tutti i numeri superiori al 1600 e ci sono 962 nomi, inevitabilmente ci deve essere qualche nome che di queste liste non fa parte, perché sennò appunto sarebbero entro diciamo, un tetto numerico più basso di quello che viene indicato. D'altra parte, quando viene sciolta ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, che vieta le associazioni segrete, che consente il diritto di associazione, ma che vieta le associazioni segrete, viene sciolta la P2, viene insediata la commissione guidata da Tina Anselmi, che produrrà un lavoro di circa 90.000 pagine, 115 volumi, no? È un'inchiesta parlamentare che dura, se ricordo correttamente, 3 o 4 anni e che produce comunque come effetto documentale 115 volumi e più di 90.000 pagine. Diciamo il succo di queste 90.000 pagine, sembra quasi ridicolo doverlo riassumere in 10 battute, ma così è, diciamo, non possiamo fare diversamente. Ma il succo di queste 90.000 pagine è che la P2 era una pericolosa associazione con finalità di sovversione dell'ordine repubblicano e con capacità di penetrazione nelle sfere decisionali dello Stato ai più alti livelli dell'economia, ai più alti livelli della politica, delle forze armate, delle forze di polizia, della magistratura, dei partiti, eccetera, eccetera. Questo è quello che dice la Commissione P2, ma la magistratura che si occuperà della stessa questione, non investe appunto di inchiesta parlamentare, ma investe di
in sede di inchiesta giudiziaria dirà cose completamente differenti. Dirà sì, certo, la P2 era un'organizzazione molto ramificata, molto complessa, ma in fondo era un comitato d'affari, non aveva nessuna finalità sovversiva, eccetera, eccetera. Questo ovviamente secondo alcuni è una patente, palese minimizzazione di ciò che questa organizzazione è stata. Però questo attesta il fatto che al di là di tutto c'è stata nella storia italiana, c'è stata sempre una presenza di forze non riconducibili, cioè di forze che adottano meccaniche illegali, dinamiche illegali, pur essendo riconducibili a circuiti legali. Questo stesso tema, se voi vedete, se voi osservate, faccio un esempio tra i molti che si potrebbero fare, però solo rapidamente per darvi un input molto, molto rapido, molto diretto, molto, molto semplice. Se si va a vedere la storia del processo Borsellino, no? Adesso per la strage di Via D'Amelio è un processo che dura anni, il quarto troncone, il cosiddetto Borsellino Quater, finisce nel 2017, sentenza depositata nel 2018, quindi a 26 anni dai fatti. A 26 anni dai fatti, è il primo grado di giudizio, soltanto il primo grado di giudizio, il Borsellino Quater finisce nel 2018, quindi a 26 anni dai fatti. A 26 anni dai fatti i giudici della Corte d'Assise di Palermo che giudicano gli imputati dicono questo processo è stato il più grande, questo caso è stato il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana degli ultimi 25 anni. Questo depistaggio giudiziario sono entrate figure di varia estrazione, figure che vengono dalla polizia, figure che vengono dai servizi segreti deviati, eccetera, eccetera, eccetera. Questo significa che c'è, secondo alcune ricostruzioni, se non altro sicuramente secondo alcune ricostruzioni, c'era e continua a esserci una componente importante del mondo, tra virgolette, istituzionale dello Stato italiano che adotta nel suo modus operandi meccaniche illegali con obiettivi illegali, che non sono appunto quelli di assicurare la giustizia, l'accertamento dei delitti e l'accertamento delle responsabilità di coloro che li hanno commessi, ma esattamente il contrario, cioè finalità esattamente contrarie. Questa era però, io sono partito dalla seconda domanda, quindi ho risposto partendo da Benedetta Tobaggi e poi sono un po' andato su quello che mi suggeriva la seconda. Posso chiedere la cortesia di ricordarmi la prima delle due domande che mi aveva letto, per favore? Arrivo. Partiva dalla diagnosi di Calamandrei e chiedeva se è d'accordo con l'idea di Kreins che individuava nella confusione tra partito e Stato dell'epoca del fascismo la radice della tendenza dei partiti anche in epoca repubblicana a considerare gli affari dello Stato come affari propri. Sì, è una diagnosi, quella di Calamandrei, molto amara. Molti sanno, coloro che conoscono un po' le parole di Calamandrei, sanno che Calamandrei negli ultimi anni della sua vita ha spesso lamentato il fatto che le promesse della Costituzione italiana fossero state tradite, cioè che le promesse di emancipazione, di eguaglianza, di democrazia, di progresso diffuso che erano contenute in nuce nella Costituzione italiana fossero state purtroppo già a metà degli anni 50. Lui scrive queste riflessioni amare tradite dalla politica italiana che si è attestata su posizioni autoreferenziali e regressive, appunto aveva mancato gli obiettivi che la Costituzione avrebbe imposto di coltivare. Sicuramente sì, c'è una logica spartitoria per cui i partiti diventano macchine predatorie fondamentalmente. C'è un articolo molto bello di Italo Calvino, una delle ultime cose che Calvino scrisse, dove lui è l'apologo sul paese degli onesti, dove lui fa appunto questa sorta di riflessione, dice c'era un paese nel quale alcune parole come onestà, trasparenza erano semplicemente dei suoni che non avevano più corso, non significavano più niente, perché in questo paese appunto chi aveva potere lo usava semplicemente per coltivare i propri affari e chi occupava la scena della politica lo interpretava questa propria posizione semplicemente per curare clientele particolaristiche, per curare affari appunto in un'ottica puramente particolaristica. Direi che purtroppo questa è una diagnosi alla quale è difficile prendere le distanze. Grazie mille.
Al momento in chat non vedo altre domande. Siamo anche intorno alle 18:05, quindi chiedo istruzioni dalla regia. E dottoressa Olivieri, credo che possiamo chiudere tranquillamente il nostro incontro e avviarci verso i saluti. Tanto un ringraziamento al professor De Cristofaro, che è stato veramente molto, molto bravo a riassumere una materia così complessa in un'ora e mezza di relazione. Veramente ha aperto numerose piste e chiaramente, come dire, poi anche ci sono traguardi che vanno verso l'attualità e la contemporaneità, che forse anche un pochino ci inquietano e che gli storici ancora, come dire, non hanno forse adeguatamente approfondito, o probabilmente non ci sono neppure i documenti a disposizione, ancora tutti i documenti a disposizione, forse alcuni sono addirittura secretati, non lo so. Bene, quindi io ringrazio ancora veramente il professor De Cristofaro, ringrazio chiaramente tutti i docenti che ci hanno accompagnato in queste 5 giornate di incontro, la dottoressa Olivieri, la professoressa Massari, il professor Bacchiega e il professor Spinelli. Non ho dimenticato nessuno, spero. E niente, speriamo di poter così ritrovarci a settembre con un nuovo programma, sempre in collaborazione con gli istituti di storia della Resistenza e di storia contemporanea. E chiaramente vi invitiamo a visitare la pagina che troverete sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Sotto l'area tematica storia contemporanea troverete poi tutti i materiali, anche il catalogo delle attività e delle risorse che gli istituti mettono a disposizione di tutti i docenti di tutte le scuole del Veneto. Grazie a tutti per aver partecipato a questa iniziativa e buon proseguimento. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci.